niente, devo dire soltanto grazie ai miei ragazzi, grazie alla società che mi ha permesso di lavorare tranquillamente, grazie ai ragazzi che fino all'ultimo hanno onorato la maglia, hanno onorato questa grande società facendo una grande prestazione. È un peccato, certamente perdere i playoff per un punto, insomma, c'è molto drammatico, però insomma non ci possiamo rimproverare niente, perciò sono contento di questo gruppo, veramente un grande gruppo, una grande famiglia e l'avevamo dimostrato anche lo scorso anno. In questo momento, insomma, credimi, c'è un po' di drammatico perché insomma, se vado a valutare certe partite, vedi il rigore al 94esimo al Gioiosa, insomma, quello poteva essere il punto fondamentale per andare ai playoff, però insomma, proprio quando riguarda la mia permanenza poi si vedrà, vediamo con la società che intende fare, insomma ci sono cose da vedere. Intanto insomma ci godiamo questo finale di stagione finito alla grande, veramente alla grande e niente, dobbiamo ormai pensare alla stagione prossima. Ma Danny sappiamo benissimo che è un grande attaccante, l'ha dimostrato anche l'anno scorso, però sappiamo benissimo che la società è una società che lascia liberamente ogni giocatore di andare dove vuole. L'abbiamo fatto con Sferruzza quest'anno, perciò insomma noi non poniamo dei veli a un ragazzo. Certamente se per lui è una cosa positiva dove possa ambire a una cosa migliore, la società tranquillamente non intoppa niente. Però io penso che la società all'Ascari si sta bene, è una società che fa stare tranquilli i giocatori sotto tutti gli aspetti, anche quelli economici, che lo garantisco, perché in altre società, come succede sempre, finisce la stagione e ci rimani male perché i soldi non li prendi. Invece questa è una società che ti fa lavorare bene, ti dà tranquillità sempre col sorriso, di tutto. È diciamo, come si dice, un'oasi. Gioie e dolori, sensazioni belle anche nei momenti poco felici, diciamo. Io sono contentissimo perché la squadra, i ragazzi, il mister, la società ci hanno regalato delle emozioni non indifferenti. Va bene pure così, abbiamo dimostrato che pur essendo arrivati quasi in zona play-out, se non siamo arrivati in zona play-out, noi lo sapevamo, avevamo una grande squadra, grandi giocatori, grandi uomini, un grande mister e lo devo ringraziare mister Grimaudo, devo ringraziare anche mister Nardi per quello che ci ha dato. Niente, bello lo stesso, va bene così. Noi abbiamo onorato il calcio fino all'ultimo secondo e ora programmiamo per la prossima stagione. Ringrazio tutti i ragazzi, li voglio bene uno a uno, non li voglio citare singolarmente, però li ringrazio tutti per quello che hanno dato. Grazie.